Lezione numero 2. Regole e pronuncia. Come già detto nella presentazione, il sunto di queste regole e pronuncia i puoi trovare nella tabella presente nei due fogli centrali dello scartare. Il numero a portare nella prima colonna mostra la regola presente in questo capitolo. Dunque a fronte puoi trovare la spiegazione completa. Regola numero 1. Le lettere dell'ABC piemontese, che si pronunciano praticamente come in italiano, sono le due vocali A, I e le 10 consonanti B, D, F, H, L, M, P, Q, R, T. Dentro a questa regola, i giuntuma la IE, che bene che fa in parte dell'ABC italiano, è presente in tante parole d'uso comune, come judo e junior. In piemontese la IE si pronuncia sempre come la I un po' slunga, che troviamo nella parola italiana ieri. Ricordo che in lingua piemontese, a differenza del francese, la IE è una semiconsonante. Regola numero 2. Il gruppo vocalico E è stato introdotto nell'ABC piemontese per indicare la presenza del fonema che troviamo, per esempio, nelle parole piemontesi fiol, neut, adieu, rosa. Il gruppo vocalico E si pronuncia all'italiana, ma con le parole che fanno riferimento all'Europa, come Europa, europeismo, europeng, Eurovision e Euro. In qualche parole sacre udute, come Eucaristia, Eufonia, e in altre parole come neutre, neutral, neutralisé. Regola numero 3. La vocale E, quando, che ovviamente fanno parte del gruppo vocalico E, in piemontese come in italiano, può essere pronunciata stretta, sarà, o larga, diverta. Se la E è accentata in italiano come in piemontese, si pronuncia stretta se l'accento è a us, come nelle parole marché, electric, exit. Larga se l'accento è greu, come nelle parole energic, pacat, bucat. Se la E è non accentata per pronunciarla da bin, è sufficiente osservare sua posizione dentro la sillaba. Si pronuncia sarà se è a fine sillaba o a forma sillaba da sperchila. Se no, si pronuncia diverta. Forse è più facile ricordare gli esempi. Strette le parole fera, pera, educa, egual, e larga le parole pento e langa. Peduma aggiunte la regola che dice che la E si pronuncia diverta in sillaba sarà e si pronuncia sarà in sillaba diverta. In piemontese è impossibile sbagliare la pronuncia della E, perché in questi casi, che rientrano nella regola generale, la E è sempre accentata greva o a us, a seconda di caso. Un esempio tipico è la parola fera, che non è accentata, vuol dire fera, fiera, perché rientra nella regola generale. In desno alle accenta greva, fara,
per evidenziare sua pronuncia larga quando alle vus del verbo fre. Regola numero 4. Alla vocale E, dita mesmuta, corrisponde un fonema che esiste nella lingua italiana e che l'abbiamo già visto nel primo capitolo. Le parole descouverte, arbette, venner, perché abbiamo ben in evidenza le differenze tra la pronuncia della E mesmuta e quella della E duverta e sarà.